Hello everyone! Ciao ciao! Bentornati e bentrovati! Welcome back again! Come state? State bene? Noi stiamo bene. Ciao! So she wants to say everything. I don't need to introduce her. She's my mom, Rosalba. And today she will prepare for you something special. Cosa fai stasera? Polpette di zucchine e basta. So she will try to make fried zucchini balls. This is a special recipe by Rosalba. And she's a different version from a traditional recipe made with eggplants. But she makes these balls with zucchini. The result is a little bit better, softer. Let's try. Andiamo. Amoni! Amoni! Che i zucchini si stanno bruciando. Amoni Rosalba, amoni! Ciao picciotte e picciotti! Ciao! Volete vedere come faccio i zucchini? In siciliano si chiamano cucuzze. Cucuzza, aspetta! Cucuzza! Ti piace? Faccia bere la bella cucuzza. Ti piace la cucuzza? Ti piace sta bella cucuzza? Come closer with your mother, Gianca, and so you can help. I don't have anything to do with the cucuzza, with zucchini. Zucchina! I don't know. Bella grossa! So guys, let's start from the beginning. This is the zucchini from Genoa. We call it Genovese, giusto? Genovese si So, chiamano. you don't have to use the long one, but this one, this type of zucchini is the best for the recipe my mother is going to make. Ok. So, Genovese, the zucchini from Genoa. Let's start. Ok, mettiamo la zucchina qui, al suo posto, bella tesa. Vai. No, you have to stay with my mother. This is a women job. No, this time is your job. Dobbiamo iniziare. I can only watch my mother. I can do anything. Dobbiamo iniziare. Ah. E allora, prima di iniziare, sciacquiamo mani in diretta. Rosalba, we can start with the ingredients. Vieni più vicino. So Parliamo degli ingredienti. Allora, what cosa do we ti need? serve? We need. Io me li sono scritti. I wrote all the ingredients. So you can read, Gianca. To be sure to not forget anything. Allora, metto gli occhiali. Si Non ci vede, vivo. il dentro si vede, Rosella. In the meantime, guys, don't forget to share this live broadcast with your friends and invite them to follow us. So, let's start with the ingredients. Rosella, could you come closer, please? Because I'm not sure about the audio. So, ingredients for 4 people. Zucchini. Questa la consideri media o è grossa? Grossa, perché di solito This sono, is not medium. This is a little bit. di solito sono più piccole le zucchine. This is big, a little bit bigger than usual. You can use a smaller one, but 4 zucchini, then chopped mint leaves, 1 egg, 2 tablespoons of breadcrumbs, 2 tablespoons of raisins, 2 tablespoons of grated cheese. We used to make this recipe with pecorino cheese, but you can also use the grana padano or the parmigiano. Ok. 1 tablespoon of pine nuts. You have to use not the olive oil, but you have to use the sunflower oil for frying. And of course, salt to taste. Let's start. Wait. Allora, incominciamo.
aglio e menta. So this is mint. Niente. You start chopping mint. Menta. Avvicinati. Ma Do you want to say what there is in this bowl? Let's start from the mint. Ma questo l'hai ripreso il contenitore? E tu sei passato alla menta. No, dico questo l'hai ripreso questo, che, No. che già è cucinato. Appunto, dico, hai iniziato con la menta. Allora, let's start from the beginning one more time. My mother prepared this bowl. Come closer. Non ci entri nell'inquadratura, Gianca. I'm not the guest star. This is the guest star. Questo io già l'avevo bollito, l'avevo fatto cucinare prima, Ok, zucchine. Rosella. So you need to What? boil. So, show me and my mom. My mom has prepared zucchini. Quando? Yesterday night? Yes. So, you have to make this work in E li ho advance. fatti sgocciolare. You make the zucchini boiling. Then you have to, how do you say, to dry it. Because zucchini have to lose the water. Water. You have to get out all the water of zucchini. So you need the colander. So you take a colander and get out all the water. So this is the result of zucchini. So my mother had boiled zucchini in advance, and she suggests you to make several hours in advance. At least 2 hours. At least 2 hours, because they lose a lot of water. Ok, Hanno perso tutta l'acqua, tutta. le hai fatte asciugare, Asciugare. so they dry. E ora mettiamo ingredienti. And then you have to squeeze them. Not only use a colander, but also you need to squeeze them. Okay, you have to squeeze. And I don't know, Rosella, because you prepared this recipe with my mother. I don't know why you are using the camera and I'm talking. Okay. Let's switch. Let's switch. Vieni. E allora? So I want to summarize. You need to cut the zucchini into small cubes, and you can drop in the hot water already salted, and you have to cook more or less 15 minutes, Sì, circa sì. 15 minuti. Sì. Yes. You need to obtain tender zucchini because then you need to squeeze them, to smash them, and obtain this kind of mixture. Viene detto nello scolapasta? Sì. Ok, va bene. So a very soft, very tender result. Then you can put all the ingredients in a bowl like this, and you have to mix all together. So again, Oh, we start with the mint, Rosalba? Sì, mettiamo adesso. Okay. Menta. So you can add the mint. Menta. And you have to mix, of course. E Then 1 egg. uovo. Be careful, only the inside part of the egg, of course. So the entire egg. Yes. And you mix. And you have to mix again, yes. Ok, uovo. Poi ci mettiamo parmigiano. So Rosalba prefers Parmigiano. But you can use pecorino. O parmigiano o Oh. Pecorino has a strong Uno. taste. A stronger taste, Due. yeah. Yes, a stronger taste. 3 How many? e 4. 4 1, tablespoons. 2, 3, 4. This is a teaspoon. I write 2 tablespoons. All right. So
If you have a teaspoon, you need 4 teaspoons. Yeah. If you have a tablespoon, you need 2. Only 2. Ma anche 5, anche 1, 2, 3, 4, 5. You can exaggerate. Anche 5. Uva passa. Raisins. And pine nuts. They are all mixed together, already mixed together. Aspetta, fai vedere, facciamo vedere che cosa hai in mano perché sennò non si vede. Uva, So, pine nuts and raisins all together. Can I? pinoli, In Italian, pinoli and uva passa. Ok. More or less, we have 2 tablespoons of raisins and 1 tablespoon of pine nuts. Yeah. And again, you have to mix again. I want to say that this is a very fast and easy recipe. So even if you have not much time, and you can cook, and even if you are lazy like me, you can cook. Or even this, if you have no skills like me, you can cook. you This is already very cook this kind of no, recipe, Gianca? but I could try in future. I don't know, but Maybe it's, tomorrow you can cook for me, Gianca. I think it's a easy recipe. È facile, no? È un piatto abbastanza semplice. si fa in 5 minuti. So if you have a short time to cook, this is one of the easiest and most tasty recipe. One of my favorite, I E have to allora, say. per asciugare un po', mettiamo un pangrattato. So my mom now adds some breadcrumbs Yes. to dry this mixture. And it depends also of the quantity of the water that zucchini have. If your mixture is too soft, you can add more breadcrumbs. Because then you have to make your round balls, and so if the mixture is too soft, They will break. yes, and it's difficult to make a perfect roll. Rosalba, Dimmi cara, se è troppo modo, i pallini non ne potremo fare buone. non è mollo, guarda. No, stai dicendo agli amici nostri che se è infatti, troppo modo non ne potremo fare. le polpette si aprono, open. E io ho messo molto pangrattato per... Allora, la consistenza è questa che facciamo a birre? Sì. Allora, facciamo a birre questa consistenza. Rosalba, avvicinati alla telecamera e falla a birre buona. Vedi com'è la consistenza? Bella compatta, non molle. So this is the perfect balance. Ok? So the key element of this recipe is the breadcrumbs to balance the density of this mixture. Because if you make too tender, too soft balls, it will be how do you say, a risk, because you could break the balls when you fry them. Yeah, Okay. they could open And break. and Yeah. break, yeah. Va bene. Cosa hai aggiunto? Un altro po' di formaggio? Sì, un poco di formaggio per dare più sapore. To get a tasty balls? Okay. Ok? Bravi! We are ready. Gianca, vuoi provare? Do you want to try to make balls? No. Why? One balls? One ball? In another life. Oh, but I think that our friends want to see you making balls. Mettiamo. Come on, Gianca. No, this is not my job. Pangrattato qui, nel So, piatto. in a dish you have to put some breadcrumbs Per because poi mettere polpette. Per to arrotondare. roll
your balls. Va bene. Ok. Ok, ora Chi che faceva i puppetti, Rosalba? facevo i quippette o facevo una ballata? Facevo una ballata, una cantata. Dopo. Ancora è presto. It's too early to sing. Oh mannaggia, volevo Sei ballare. sicuro conciavo fare una puppetta all'amici nostri? No, Magari una. no. Io mi mangio solo i Ma puppette. faccia vedere come si fa una puppettetta. Io mi mangio i puppette. Bianca is too shy. It's too lazy. Allora, prima mettiamo l'olio nella padella perché poi con le mani sporche. Ok, facciamo riscaldare prima la padella. Dillo che questo è importante. Importante, padella calda. Calda, bella calda. Dillo in inglese. Two secrets, right, Bianca? Uh-huh. I think that you can remember, but I want to say again. So, Rosalba has two secrets. The first one is to use a large amount of oil because you need to fry in the deep your balls. And the other secret is the temperature because the oil should be very hot to keep the oil outside of the food. So to obtain A perfect frying. yes, very light and not too heavy. You need So to ironically, you have to use a lot of oil. And in this case, say again, this is not olive oil, this is sunflower Yes. oil. Quindi Yes, olio di fine. semi, Yes. non olio No, d'oliva. l'oliva viene pesante. My mother says that if you use the olive oil, you will obtain a heavier Sì, fried balls. qui lo vedevo di più. Facciamo una cosa. Bello verde, sembra di oliva. Okay, let's start making balls. Visto? So you only use breadcrumbs. In the meantime, we can remember to visit our new website. Sure, Rosella. You're right. Would you like to say the name of our new website? This is bestthingstodoinsicily.com, and you can find an important page named newsletter. Uh-huh. Why, Janka, this page is so important for our friends? Because they know in advance when we go live, when we make a new broadcast. I think this is very important because some people sometimes miss the opportunity to enjoy our live broadcast. So if you subscribe our newsletter, you will know in advance our appointments. So we are collecting your subscriptions, and then we will send you an email to alert about our live broadcast. And of course, you can find all the information about tours of Sicily. You can choose a private tour of Sicily, or you can choose to join our Sicily Lovers Tour next June 2020 from 10 2021. 2021, sorry. Of course. This is 2020, but the tour will be in 2021 from 10
to 20 June. So it's up to you. There are many possibilities to visit Sicily with us. And of course, we look forward to taking care of you and give you a dream vacation of a lifetime. Mia, comincia a aprire, Rosalba. L'olio già vedi, è caldo l'olio. Ah. L'olio è caldo caldo. Questo è un test. Rosella, ti devi togliere, fai ombra. Mettiti qui dove eri prima. Ok ragazzi, friggiamo? Sì. Are you ready? Sei pronta? Yes, prontissima. Io sono sempre pronta. Quella polpetta che hai messo nella pentola l'hai fatto per prova, per vedere se l'olio Se è... l'olio era caldo. Ah, dillo Rosella, che sennò non si Si capisce. stava bruciando. So the first balls is Just like a like test. a test. Yes, to check the temperature of the oil. Mettiamo... And then, of course, you need a dish with the Some paper. some papers to absorb the to absorb oil. the oil. Mentre friggono non li dobbiamo toccare, giusto? Questo è un altro segreto. Brava. Dillo, this is No. so important. So during the frying, you don't have to touch and to move the balls until 2 minutes at least, because if you try to, No, I remember my mother said that she never touched the balls. you need to Just turn. just to Just to turn turn. it down upside Yes, down, yes. but you don't have to check it because they are so delicate and Yes. you. Right. So just once when you turn the balls. Good smell. Che buon profumo, Rosalba. Chiccievoro, come Fare una dicono, friggitoria. come dicano a Ausa, chiccievoro. La prima è pronta. Ah, prima era the test bowl. La prima sa mangia Gianca, che è la più scarsa. Di solito se le mangia Rosella le prime. Mentre- Io me la mangiare chi da scarsa, già la mangiare No, chi da di scarsa. solito le mangi tu, questo dicevo. Quando io frigo... Ah, un altro segreto, com'è? Che se ne facevano in due tornate, giusto? In questo caso ci basta la padella. Per carità. Tanto. Ospiti non ne abbiamo. Possiamo dire che questo è uno dei piatti più salutari della nostra cucina siciliana. A parte Rosella. la frittura e salutare. Ma però è molto leggero. E dillo. È leggerissimo perché l'olio rimane tutto nella padella. Facciamo vedere. Dillo, questo è facciamo importante. vedere queste qua che non si vedono. Mettili alla vista. Mettili. Mettiamole qua. E non si vedono. So, I was saying, this is one of the healthiest dishes in the Sicilian traditional cuisine. Ma non... Ah, ecco. Rosella, si attaleanno non so a chi. Che c'è Gianca? Questo è uno dei piatti più salutari, non l'abbiamo detto. E l'hai appena detto tu. Cioè, sei di una... È un piatto che Rosella gradisce It's molto. my favorite dish. E anche mia figlia Laura. So guys, don't think that this is a heavy dish because of the oil, because my mother says the oil remains in the pan. So don't worry. A very
a healthy dish. Allora, mamma, non t'affrontare, tali a amici, saluta l'amici che ti stanno taleando da tutto il mondo. Vi saluto, vi bacio e vi vorrei vedere e avervi qui. Vorrei avervi qui presenti. Rosalba is waiting for you. Non lontano. Lontano solo fisicamente, perché sono vicini con il cuore. So, distant with their body, but very close with their heart and with their souls. E ora che fanno? Italiano. Can I try, Rosalba? Or maybe Gianca, do you want to try? Later. I think they are so hot now. Yes. Maybe after a song, Assaggia Gianca. la Rosella, su, fai Because vedere. it's your turn. You only. Why don't you show the result? Rosalba. Rosalba, mostra qua questo bello capolavoro. Prendetevene una ciascuna e vi faccio così. Una ciascuna. Buonanotte. Rosella oggi non c'è. Rosella oggi è collegata, non so con quale altro Te la puoi canale. mangiare una, ti do il permesso. E Caura ancora. Cavura, ora squinnavo. Ora squinnavo. Ma Chi non- fa? Ora è secondo lei? Ma non ne siamo la briaria. L'assaggiamo una? Certo. Vediamo. Proviamo. È calda. Amoni, pensa all'uno. Mensa all'uno, mizzica. Mamma mia, è bollente. I think it's hot. Very hot. You can see the fumo, come si dice? Ash. Yeah. Amoni, l'ho divisa in 3 pezzi. Sogno buona. Madre, una figlio per e mia. Spirito Santo. Esatto. Una per mia, una per Rosalba e una per Gianca. Dice pittia. Gianca dopo. Si brucia se la... Gianca sa brucia lingua e poi come un fa? parrà più. Calda, vero? Queste si mangiano fredde. Un po' parrà più Rosella. Finalmente si zittiu. Invece si mangiano fredde. This is the only opportunity to stop Rosella talking. Buone! Very tasty. I suggest you to try. Buone! E ora ci dicevi? Come l'hai inventata questa ricetta? No, Parla di questa ricetta. con la fantasia. Prima la facevo con le melanzane. Dopodiché con le melanzane ho detto no, era troppo. Ho detto faccio con zucchinetti. E i nostri amici la potrebbero fare con le melanzane, gli ingredienti sono gli stessi. Uguali, sì. Oh, this is a good idea. So, if you want, you can use the same ingredients and the same method to make fried eggplants balls. Because You the only- traditional one is with eggplants, and my mother invented a new version. But this is more delicate, right? Yes. Ma anche Yes. con le patate si può fare. Con patate, con tutto. Al posto delle zucchine? Sì. Oh, you also can Polpette. use Mossa. the potatoes. Belle sono. Antipasto buono. Belle sono. Questi come ce li mangiamo? Come antipasto? Come secondo? Stasera, Come li fai tu di solito? come li faccio? Con carne, con salsiccia, come si vuole, insomma. Io stasera avevo pensato di fare non so. So you can use like an appetizer or also to A starter. a starter Or antipasto. or a side dish. a side dish or a side meat. Yeah, many opportunities to enjoy Instead- zucchini balls. Instead of a salad, for example. Come antipasto, per riempire. Va bene, brave. Ok. Mi sa che ora ce le possiamo mangiare. I'm ready to enjoy the Merenda, zucchini allora. balls. Come merenda. Yeah, also like a break. If you are hungry during the afternoon, Or an aperitif, maybe. yeah, but the With a aperitif glass of wine. aperitif is so late. I mean the break Oh, before
between the lunchtime and dinner. Ok, Bravo! grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie Rosellina mia. Questo è il mio fiorellino. Questo è il mio fiorellino. Bello ciure che La ti mia scattai. Rosellina, Bello ciure. And now, Gianca? Acqua di spine. Che facciamo ora, Gianca? A te tocca. Andiamo a cantare. Ah, E tu mi aiuti però. io? Sì. Come oggi ti puoi dare che te ne so munno? Io che c'entro? Aspetta. Ma già l'ho cantato. Bedda mace. Già ho cantato quando è nato. Di nuovo. Bedda mace. Non ecca la situazione. Ah, ok. Allora, Vabbè. prendiamo vuoi aiuto? Ma- You need my help? Aiutati che Dio ti aiuta, si dice. Allora, non ecca la situazione. Che abbiamo gli spettatori dall'altro lato, questo è. Però la Laura si sta facendo i fianchi. Allora, voi ci volete che io canto? Sì. Io da sono e tu canti. Aspetta. Do you really want me to sing and to play? Are you sure? Yes, I think they want. But I don't know. I'm not so sure. I have something in my ass. Okay. So guys, this is a traditional song, traditional folk song by Franco Finistrella. It's a beautiful love song. His name Nicuzza. Nicuzza in Sicilian means little girl, and he dedicated this song to his wife. Now it's very popular thanks to a Sicilian band, a new band called Tinturia. I want to say hello to my neighbor Lello Alfino, who lives a few steps far from my house. I don't know if he's watching me, but he made a great performance singing this song. If you don't know, check Nicuzza, Nicuzza by Tinturia, the name of the band. It's a beautiful acoustic version, but I try to do my bad impression today. Don't worry, Gianca, because all the people are writing, yes, sing. I will say something about the words. What do you think, Rossella? Yes, I think. First the words. So, sotto la tua finestra ci si minasti i ciuri e dopo 5 mesi garofani sbucciaro. Under your windows you have sown flowers, and after 5 months the how do you say garofani? Castrations? I don't remember the name. I can look. I can check for you. So a beautiful red flower came out. they are white and red, su tutti bianchi e russi come la tua facciuzza. So they are all white and red, just like your face, your beautiful face. Bedda tu si Nicuzza come li sciolito. So he compares his lover's face to the flowers. So Bedda, beautiful you are, little girl, just like your flowers. Nicuzza duci, Nicuzza bedda, dunami nava satedda. Sweet little girl, beautiful little girl, give me a kiss. Amore mio, gioia di l'arma, my love, joy of my soul. Ni lume cori, lu foco karma. You calm the fire of my heart. Sogno capaci, pittia soffriri, siddu non mami e meglio moriri.
I'm able to suffer for you. If you don't love me, I prefer to die. Zitto pizzito, tu scegli a mia, io ti marito quando vuoi tu. If you decide to have a romance with me, I will marry you whenever you want. Una dichiarazione d'amore fatta a Rosella? This is not for me. I'm not sure. Ti ha detto che ti marita. This is not for me. I'm not sure. Ormai si è impegnato. Sotto la tua finestra ci si dinasti sciuri e dopo 5 mesi caro pani sbucciarono su tutti bianchi e russi come la tua facciuzza, vedrà tu si ricuzza come un solito. Ricuzza tu ci ricuzza peggia d'una minava sapeggia, amore mio, gioia di l'arma, di lume coi lupo karma, sogno capaci quindi a soffrire, zitto domani è meglio morire, tu pizzito, tu scegli a mia, io ti marito quando vuoi tu. Thank you guys, and sorry. Bravo! Sorry, Mr. Finestrella, sorry, Lelon Affino, sorry, Tintoria Band. I made my usual bad impression, but it's a beautiful song. You have to check the original song, guys. Bravo, bravo, bravo. È ora che ci canti. One is enough. Ora ne mangiamo i polpette. Now Fammi aprire una it's my turn, guys. Cheers! Salute! Salute! Mamma mia. Ti sei bruciato? I think now it's the perfect temperature, the perfect mixture, and I don't want to say anything else. I'm speechless, guys. Gianca, someone asked us if you prefer pairing a white or a red wine. I prefer the white. I would say the white because it's a very delicate dish, and so perhaps the red wine is too much for that. I would say something like a Chardonnay or a Grillo or a Zibibbo or Infatti, dobbiamo bere un po' di vino buono. a Malvasia, not the sweet Malvasia or sweet Zibibbo, the dry ones. What else? A Grecanico or a wine from Mount Etna, a white wine from Mount Etna. I don't know, guys. I go ahead because it's delicious, very tasty. Complimenti. My mother made a great job. Anni, cantiamo. As usual, I have to Rosella, say. anche tu devi mangiarlo perché altrimenti non te ne fai. Tieni, te la porto. Later we can start again, Rosalba. Che dici? Excuse me, non ti capisco. Potremmo cominciare a capo. Eh. Sì, Gianca si mangia tutti. Ricominciamo. Solo che poi ci giovani non ce n'è più. Basta. Vieni, avanti, te lo Usciamo fuori e salutiamo da fuori, dai. Fuori? Non Sì. devo cantare più, basta. Don't forget to visit our website bestthingstodoinsicily.com. Let's go out. Mamma, vieni. Vengo, It's a vengo. little bit windy today. Bello sei. Bella giornata.
Salutiamo. Aspetta che bagno pure io. Mettiti in mezzo tu che sei longo. Ma non ne sono i polpette. Te li vado a prendere? Guys, the zucchini balls are really special. Try this recipe. Where is my mom? Sorry. Guys, thanks for watching. This is a little bit windy, so it's better to end this live broadcast. I hope you enjoyed. I hope you try at home this recipe, and we look forward to receiving your results, the evidence of your efforts. Send us your pictures, share this live broadcast, and visit our new website. Please help us to grow up on Facebook. On Google. Best things to do in Sicily.com. You will help us to be in the first page of Google if you click on our website right now. And also don't forget to subscribe our newsletter. And our YouTube channel, where you can watch all our videos, how do you say, in an easy way. So from the beginning, when you have time, you can check on our YouTube channel and see and watch all our videos. Mamma, vuoi dire qualcosa? Sì, ciao, venite a Palermo qui che vi faccio mangiare cose buone, qui in questo terrazzo. Chi ci fa mangiare? Chi ci fa mangiare? Venite tutti a pasta chisaid, a caponata, i said a beccafico, La pasta canciova. la pasta canciova. Venite La pasta con forno. e vi faccio mangiare in questo terrazzo. This is a list of the best recipes by my moms, and she says she looks forward to meeting you and preparing for you all these delicious Sicilian dishes. But we have more than 12,000 followers. So Rosalba, it will be an hard job for you. Devi preparare per 12.000 persone. So you have to prepare for Va bene. 12,000 people all together in the same time. Ok, e 5.000 per volta. 5.000. Tanto siamo in quarantena. So 5,000 is the maximum per time, and she can arrange different steps. In a couple of times, in 2-3 times, she will arrange all these dishes for everyone. Comunque grazie per averci seguito, grazie per aver avuto pazienza e vederci. Of course, Grazie a te. I will write the recipe in the comments, so check in a few minutes. I will write the recipe in the comments. Of course. We will write everything. The ingredients, the making of this dish from the beginning to the end. Grazie Rosalba again to spend your time with us. Grazie per aver passato questo tempo con noi. Vai indietro che non ti vedono. Thank you for teaching us and for teaching our friends how to make fried zucchini balls. Grazie a voi due. E Rosalba, noi oggi ti volessimo invitare a rete. Fare oggi ricette. Usaccio E a così mangio. Usaccio che picca picca si va infilando. Rosella. Ora dirà. E allora quando? Il venerdì? Ora quando? Sabato? Già si prenota. Rosella wants my mother to be a fixed appointment for you guys at least once a week to prepare to show you the best of Sicilian traditional recipes. And my mother is happy. Si è prenotata. Are you happy? Sei felice di fare questa... Ma certo che sono felice. Che fare ci troviamo? Hai visto? Chi fare? Non mi mandano in How pensione. we can translate che fare, Gianca? Chi fare is something like we have found something to do for you. Yeah. Because what do you have to do? Cosa devi fare? You're an housewife. You have many opportunities to spend your leisure time. So this is a great opportunity to show our friends the best of Sicilian cuisine. Giusto, ok. Ok. All right. So guys, Io thank mi you saccareno un braccio, cancio braccio. You are too tall for me and your mother, Gianca.
I'm a different. Me and your mother and I don't belong to this mankind. Yeah. I'm an alien. too tall to be a Sicilian. To be a Sicilian. So thank you again, guys. We love you. Viva la Sicilia, viva, viva, Show viva. the brand Sicilia. Viva. Ma non è, sì, al contrario. Al contrario. Al contrario. You need to switch, Gianca. Aspetta, wait, guys. This is Sicily. And we wait for you. So, it's time to say bye-bye. See you in the next days. And so, we have to say together, love, hugs, and kisses from Sicily. Ciao a tutti. Ciao. Bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò. Brava! Eleonora, chissà ti fa concorrenza. Eleonora Formica, another singer. You can have a challenge. Again, guys. Ciao. A Ciao. presto. Ciao.